faccio scorrere il tempo, lo faccio scorrere e cammino. Vedi, cammino, lo vedi come cammino, che non mi posso agitare, non mi posso agitare. L'opera è ancora qua. Noi siamo a Prendi l'Arte, mettila da parte, insieme al museo e siamo qua. Che aspettiamo? Che aspettiamo che l'opera d'arte che è al museo se la compri qualcuno. I musei per questo ci sono, perché le opere non si vendono. E nel frattempo l'opera che fa? Si adegua ai tempi. La Gioconda con mascherina, ma ti rendi conto? E si svaluta, perché adesso ve la diamo ad un prezzo stracciato. Signori miei, un prezzo stracciato. 1 milione di euro e 21 milioni per la spedizione. Stracciato, ma non sento le telefonate, non le sento. E invece noi di Prendi l'Arte e mettila da parte, che non posso gridare, che non abbiamo un museo, che mi verrebbe voglia di, non lo so, di fare dalla gioia, dalla pellicola. Non abbiamo un museo perché non ci serve, perché dal momento in cui arriva un'opera, tac, è venduta, perché te la compri tu, perché ci caschi, perché truffi te, lo capisci? Vieni qua che abbiamo oggi un'opera, signori miei, un'opera che somiglia tanto, signori miei, alla Venere di Urbino ed è un misto fra la Venere di Urbino e Maya desnuda. Lo capisci che... guardala là, che adesso lei percepisce, c'è il sole e percepisce. Questa non la puoi toccare, questa qui non la puoi toccare, è dipinta, olio su tela. E allora? E olio su tela, è rimasto là. Questa la possiamo... Guardate, signori miei, guardate come si muove. Te la faccio toccare con mano. Perché io all'arte ti ci faccio mettere le mani dentro. Tu quello non lo puoi toccare perché ti avvicini al museo e dico no, non lo tocchi, non lo può toccare, devi stare a 15 metri, 20 metri di distanza, la devi guardare col binocolo. No, signori miei, guarda cosa ti combino, che ti faccio toccare il quadro, te lo faccio toccare con mano. Io ci entro dentro il quadro, capisci? E mi arrabbio perché non posso gridare. E mi do le testate, me le do le testate perché io, vedi come mi ridurrò, così mi ridurrò, ma te lo venderò, io ci parlo col quadro, come stai, come ti chiami, e lei mi risponde, capite signori miei? Questa è la forza di non avere, e le sento già le telefonate, lo senti come arrivano, il prezzo è modico. Ecco, questo quadro che è munito, come vedete, di acciaio inox 1810, signori miei. Quando qua ci mettete l'uovo fritto qua dentro a 360 gradi, l'uovo non si appiccica e io questa te la do, è una batteria solida, ma questa è un'altra cosa. Te la do, questo tutto compreso te la do, compreso di forbici, acciaio inox 1810, e la statua che è il quadro che è bellissimo, te lo do a 1.000 euro più 21.000 di spese di spedizione. Signori miei, arrivo, ecco qua, prendo l'arte, ho preso l'arte, sì. Venduto, l'abbiamo venduto, signori miei, un applauso. Prendi l'arte, mettila da parte, una volta che ci avrai conosciuti, no? Mai più. Vuoi un cappuccino? Eccetera. E perché io sudo. E tu... Vabbè, va. Sei l'ultima. Cos'hai? Ti vedo triste. Mia moglie si è portata a casa uno mentre io non c'ero. E beh, tranquillo, ci siamo passati tutti. Da tradimento? No, dato casa. Sei l'ultima. E restiamo sull'argomento lockdown, perché di fatto la convivenza forzata, specialmente nelle case con poche stanze, non è stata abbastanza facile. E quando si parla di convivenza
ho ragione di credere con molta immodestia che sono un esperto a livello nazionale, anche perché, ripeto, la mia storia è caratterizzata dalle mie argomentazioni sulla coppia. Già pensate che 40 anni fa un alunno mi chiedeva: professore, ma ha notato che la parola moglie e la parola meglio hanno le stesse lettere? Dice, verissimo, ma perché una è anagramma dell'altra. Dice, ma quando una parola è anagramma dell'altra c'è un rapporto tra le due parole? Quasi sempre sì. Dice, e in questo caso, ecco, tra moglie e meglio il caso è questo, che se uno quando prende moglie capisce che poteva fare di meglio. Ma non è solo questo, se ci pensi, ci ho spiegato al ragazzo, anche la parola coppia è l'anagramma di cappio, e anche lì un rapporto c'è, perché uno che si sposa è come se si mettesse un cappio al collo. E allora noi ci scherziamo, però attenzione, io ho sentito gente durante il lockdown definire la convivenza 41 bis, arresti domiciliari, che poi quando parlo di arresti domiciliari la mente scatta subito al 2012, quando Alessandro Sallusti rifiutò gli arresti domiciliari. Vi ricordate? Non per un articolo scritto da lui, ma visto che era il direttore, pagava lui per chi l'aveva scritto, che era anche un'ingiustizia, però dico, ecco, fu condannato e lui rifiutò gli arresti domiciliari e disse allora, se vi ricordate, sono il primo italiano che rifiuta gli arresti domiciliari. Lo disse in buona fede, perché in effetti non era così, perché l'anno prima in Sicilia un pregiudicato condannato agli arresti domiciliari a casa della suocera si andò a costituire e disse al giudice: signor giudice, la libertà è bella, ma prima viene la salute. E quindi diciamo, ecco, anche lì in Sicilia abbiamo avuto un primato che si pensava fosse di altri, invece non è così, è nostro, Dio piacendo. Ma perché la convivenza non è una cosa facile, specialmente se si convive, ci vuole anche con la suocera. Come si fa a stare 2 mesi, 3 mesi? Voi pensate, proprio perché sono esperto di coppia, l'autunno in tutti i paesi del mondo è la stagione dei divorzi e delle separazioni. Perché? Perché dopo che tutto l'anno marito e moglie lavorano e quindi sono sempre fuori, si vedono tante volte solo a cena o a pranzo e a cena, e quindi non c'è mai tempo di parlare. Quando d'estate hanno 15 giorni o un mese di ferie e hanno questa, diciamo, convivenza forzata a stare insieme tutto il giorno, ecco lì vengono fuori i nodi e chiaramente si trasferiscono poi in tribunale tra settembre, ottobre e novembre con separazioni e divorzi. Pensate non 15 giorni di ferie, ma pensate a 2-3 mesi di lockdown. Ecco perché, ripeto, è stato un problema serio. Tra l'altro aggiungo di più, abbiamo avuto anche il problema dello smart working e contemporaneamente della DAD, la lezione a distanza, da parte degli insegnanti che hanno dovuto imparare anche questo sistema di insegnamento a distanza. Bene, specialmente nell'Italia meridionale, ma un po' in tutta Italia, i ragazzi hanno imparato come evitare di fare mala figura davanti a una domanda di cui non conoscevano la risposta. Tutto era organizzato. La madre pronta col libro non vista, non ripresa dalla telecamera. A questo punto, appena l'insegnante fa la domanda e il ragazzo non sa la risposta, il ragazzo improvvisamente si blocca. Fermo immagine. E il tempo che la madre va a cercare la risposta e gliela dà, finalmente poi si sblocca e dice, e dà la risposta. E quando l'insegnante chiede ma che è successo, lui risponde: professore o professoressa che sia, purtroppo è venuta meno la connessione, quindi mancava la connessione e si è bloccata, e quindi dà la risposta esatta dopo. Appena qualche insegnante ha cominciato a mangiare la foglia, chiaramente ha preso le precauzioni giuste e le dovute misure. Per cui un insegnante di storia, dopo aver fatto la domanda su in che anno è stata scoperta l'America, il ragazzo, per dare il tempo alla madre di cercare la data, si bloccò. Perfetto. Poi appena ha ripreso a muoversi, ha detto 1492. Perfetto. Appena l'insegnante va a vedere la valutazione, l'insegnante ci disse: tu non mi hai saputo dire la data della scoperta dell'America. Ma come? Io gliela stavo dicendo, solo che è venuta meno la connessione, quindi gliel'ho detto dopo. E si vede che quando la connessione è spuntata a te, viene a mancare a mia. 1-0 e pallocentro, quindi un conto e mezzo. E allora io vorrei dire ai genitori, da insegnanti in pensione, guardate che con i professori si collabora, non si deve diventare complici dei propri ragazzi, perché non è corretto. Tra l'altro il capostipite, e qua chiudo, di questo tipo di comportamento è un napoletano, il quale, convocato dall'insegnante di lettere,
disse al padre del ragazzo: guardi che suo figlio il libro di geografia non l'ha mai aperto, è ancora con la plastica. Ma come, professoressa, mio figlio la geografia la sa, suo figlio geografia non la sa, mio figlio la sa. Ciro, la sai la geografia? Papà, e che so? E come che so? E ti faccio una domanda io. Ciro, dimmi, la Grecia ha capitale Atene o non Atene? E il ragazzo: Atene, papà. La pastura gliel'hai messa? No, zio, mi fate le mani. Hai ragione. Ma che vermo stai usando? Il verme coreano. Ma tu mangiassi vermo coreano? No, E allora come pretendi che i pesci ti ammuccono? Scusa, ci mettevi due cannelloni, te li che aveva la fila, che ti chiamavano fino alla vacca. Ora che facciamo? e vabbè, prenoto. Sì, prenota, A te che vuoi, Ricci? A che mi fa fare? Mi fa a morda all'acqua, non ne siamo come un nipote. Mia moglie mi ha spiegato come si piegano le lenzuola, perché le lenzuola vanno piegate. Ci sono delle teorie anche di alta matematica su come piegare le lenzuola, pure le mappine, le asciugamani, le mutande, si piegano le mutande. Mia miseria, ma io l'ho capito come si piegano le lenzuola, l'ho capito, si tirano, poi si piegano, però la natura è troppo forte e prevale. A mia miseria, quindi per mia, le lenzuola, a così, e mettono cascione, tanto poi non li rimettiamo sul letto, chi cancia? Male che vada, dormiamo senza lenzuola. Ehi Joe, Ehi Ste, ho pensato una cosa. Visto che tutti finiscono sul giornale, voglio diventare famoso pure io. Che posso fare? Joe, ci vogliono certe caratteristiche. Tu quanto sei alto? 1,65 m per 70 kg. E già la modella non la puoi fare. Tatuaggi fino al collo ne hai. No, E non puoi fare neanche il cantante. Reati pesanti. Hai mai fatto una rapina? ma così mi arrestano. Sì, ma finisci sul giornale. Joe, addirittura un amico mio ha fatto un bel colpo, poi è sparito. Ne hanno parlato pure a chi l'ha visto. E com'è finita? Si è sistemato. È ospite in televisione. No, è ospite dello Stato. Ste, ormai la gente paga per le foto. Una mia amica le carica e le danno un sacco di soldi. Instagram fa miracoli. Joe, un mio amico fa le foto per strada. Le pagano fino a 500 euro. È un influencer. No, vigile urbano. L'autovelox fa miracoli. A che serve lavorare? L'altra sera in TV ho visto uno che sputava col naso. Lo so, Joe, il mio vicino, fa le pernacchie con le ascelle, è andato in televisione, è diventato famosissimo, lo fermano tutti. Ormai è diventato il suo modo di presentarsi, lui non te lo dice piacere Nino, lui arriva e ti fa una pernacchia. Pensa che l'altra volta l'hanno fermato i carabinieri, gli hanno chiesto il documento e lui gli ha fatto una pernacchia. E com'è finita? A Fischia e Pirita, Joe, lo hanno portato in caserma. Vabbè, non è sempre così. C'è una modella che per diventare famosa non si depila più le gambe. Oh, la conoscono tutti. E certo, Joe, il pelo è pelo. Ste, non hai idea. Tira un sacco sul web. Ovvio, tira più un pelo di donna che un carro di buoi. Solo che quando va a mare, se la guardi dall'ombelico in su è femmina. Dall'ombelico in giù pare maschio. Questo è un guaio. E vabbè, peli e guai, non mancano mai. Ma mi rispondi con i proverbi? Mi pare banale. I proverbi saranno banali, ma li conoscono tutti. Io non pensavo, ma diventare famosi è così difficile. Joe, come dice mio cugino, è un'impresa, ma non bisogna mai mollare. Pensa che lui nel 2010 aveva trovato uno che gli ha promesso che gli faceva fare il film di Pinocchio. E l'ha fatto. No, era una bugia. Doveva fare Modern Family, ma siccome lui c'ha la faccia di quattro antico, doveva fare La Grande Bellezza, ma è troppo brutto. Gli hanno fatto fare Gomorra, gli hanno sparato alla prima scena. Insomma, è un'impresa, ma lui è contento lo stesso, perché alla fine, Joe, sono soddisfazioni. E ora che fa? 100 vetrine. Ma non la fanno più. Gli altri, lui pulisce come un pazzo, ma sai che significa ogni giorno fare tutte queste vetrine? È un'impresa, a tipo Ben Hur. Ma che impresa è? Impresa di pulizie.
No, anzi, dobbiamo solo capire qual è il giusto segmento per te. All'Isola dei Famosi ci vanno i famosi e non ci puoi andare. Grande Fratello VIP ci vanno i VIP, tu sei VIP. No, e quindi non ho speranze. Vedi Gio, prima l'unica speranza per diventare famosi era legata allo studio, all'impegno, al lavoro. Tu pensi ai grandi del cinema, Alberto Sordi, Totò. Questi avevano studiato, si erano impegnati una vita e soprattutto avevano una grande testa. Era solo questa la strada, usare la testa. Ora invece hai un altro modo per diventare famoso. Fare cose banali, inutili, purché diventino virali. Gio, scegli tu. Ste, non serve più la testa. Basta fare video con gli animali, che ne so, con i gattini. Fai milioni di visualizzazioni. Ah beh, allora se non serve più la testa, ho la soluzione per te. Vai allo zoo, entri dentro la gabbia del leone e gli dici: oh, vieni qua, o dobbiamo fare un video tutte e due. Lo sai quante visualizzazioni fai? Ma il leone mi stacca la testa. E vabbè, Gio, non serve più la testa. Amici insieme, finalmente sto arrivando da voi. Alexa, sto uscendo. Hai 2 mascherine in più? No, ce l'ho solo per me. Hai dimenticato di fare indossare la mascherina alle scarpe. Ma da quando è che ci vogliono le mascherine pure per le scarpe? Da quando indossi le Geox. E quindi? Sono scarpe che respirano. Ah, e quindi ci mettere la mascherina perché giustamente sono scarpe che respirano. Amici d'insieme, vi dispiace, per oggi non posso essere lì con voi perché devo capitare altre 2 mascherine che ho le scarpe che respirano e fuori ci vuole a mascherina. Alexa, sei sicura che devo uscire con le mascherine nel Skype? Sì. No, perché che devi? Io non è che...